Eder. Mac. Pallister. Il caso di Denisa Maria Hadas, la giovane escort uccisa a marzo 2025 nei pressi di Prato, continua ad allargarsi come una macchia d'olio. E purtroppo non è una metafora. Proprio l'olio bollente lanciato in faccia a Vasile Frumuzace, il 32enne romeno arrestato per il suo omicidio, è l'ultima manifestazione del clima incandescente attorno al presunto killer. A scatenare l'aggressione in carcere, secondo fonti interne alla casa circondariale della Dogaia, sarebbe stata una scioccante confessione fatta da alcuni detenuti. Ho ucciso altre 5 donne. Una frase che, se confermata, potrebbe trasformare Frumuzache da semplice, si fa per dire, assassino a serial killer. Le autorità hanno già avviato l'acquisizione delle testimonianze dei reclusi che sostengono di aver udito quelle parole. Al momento la procura non conferma ufficialmente, ma le indagini si sono estese anche oltre i confini della Toscana. Il 32enne, lo ricordiamo, ha già confessato un secondo omicidio, quello di Anna Maria Andrei, escort scomparsa nell'agosto 2024, i cui resti sono stati ritrovati grazie alle sue indicazioni. Ma le possibili vittime, secondo quanto trapelato, sarebbero molte di più. E alcuni dettagli del suo passato portano dritti in Sicilia. Secondo fonti investigative, Frumuzache avrebbe vissuto per un periodo iniziale proprio nel Trapanese, tra Castelvetrano e Custonaci. Un dato che riaccende l'attenzione su un vecchio cold case. Il 24 dicembre 2013, il corpo senza vita di una prostituta nigeriana di 37 anni residente a Palermo fu trovato abbandonato vicino al cimitero di Custonaci, accanto a un chiosco di fiori. La donna, all'epoca non subito identificata, era stata strangolata, esattamente come Denisa, e secondo le indagini dei carabinieri uccisa altrove e poi trasportata in quel luogo isolato. Anche in quel caso, l'ipotesi principale fu che l'omicidio fosse maturato nell'ambiente della prostituzione. A distanza di oltre 10 anni, l'identità dell'assassino non è mai stata accertata. Ora, con le confessioni spontanee o millantate di Frumuzace, gli investigatori stanno valutando se ci possa essere un collegamento tra i casi. La modalità di uccisione, il profilo della vittima, il contesto in cui è avvenuto il delitto e la presenza dello stesso Frumuzache nella zona all'epoca dei fatti stanno attirando l'attenzione degli inquirenti. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma non è escluso che, tra le 5 vittime di cui il killer si sarebbe vantato in cella, possa esserci proprio la prostituta nigeriana di Custonaci, una delle tante donne scomparse o morte in silenzio nei margini della cronaca, in quell'Italia che dimentica in fretta chi lavora ai margini. Nel frattempo, Frumuzache resta piantonato in ospedale con ustioni al volto di primo e secondo grado, mentre la procura scandaglia archivi di scomparse e vecchi omicidi irrisolti tra Toscana, Sicilia e forse anche Lazio, alla ricerca di eventuali altri nomi da restituire alla giustizia e forse alla memoria. Garlasco, atto 752, sparita la prova regina contro Andrea Sempio. Chi l'ha vista? Il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi è ufficialmente più introvabile del Sacro Graal. Altro che giallo, qui siamo alla saga fantasy. Sono passati 18 anni dal delitto di Garlasco, ma il caso continua a evolversi come se stessimo assistendo a una stagione infinita di CSI Lomellina Edition. Protagonista indiscussa, ancora una volta, è Chiara Poggi, la cui tragica morte nell'agosto 2007 ha lasciato un buco nella sua famiglia e, a quanto pare, anche nei cassetti della giustizia italiana, dove le prove tendono a sparire più facilmente dei calzini in lavatrice. Già, perché proprio mentre le indagini sembravano aver raggiunto la parola fine con la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, ora scontati i suoi 16 anni, il fascicolo si è riaperto e ha fatto un balzo temporale direttamente dal 2007 al 2025. Sembra il revival di una vecchia serie TV, ma con colpi di scena sempre più surreali. Stavolta il focus è su un altro nome che già allora gironzolava nell'orbita della famiglia Poggi. Andrea Sempio, amico del fratello Marco, frequentatore della casa, e ora, sorpresa, indagato per omicidio in concorso. E qui entra in scena quella che la stampa ha definito con un entusiasmo degno dei titoli clickbait, la prova regina. Il DNA sotto le unghie di Chiara, quella minuscola traccia biologica che avrebbe potuto finalmente dire chi ha toccato chi e quando, in un pomeriggio d'agosto di sangue e silenzi. E invece, puff,
evaporata. Non c'è più, non si trova, dissolta come lacrime nella pioggia. Per ora la comparazione genetica con Sempio può essere fatta solo con le fotografie. Sì, esatto, non col DNA, ma con delle foto. D'altra parte, chi ha bisogno di analisi scientifiche quando puoi usare la versione investigativa del gioco Indovina chi? Magari si passa alle illustrazioni a carboncino, o alle impronte in controluce da decifrare col caffè freddo. A tener banco è anche un altro indizio tornato improvvisamente alla ribalta, un po' come quei cantanti degli anni 90 che vengono riesumati a Sanremo. La traccia 33, alias l'impronta misteriosa sulla parete delle scale. Si trovava a circa 1,5 metri da terra, proprio accanto al punto in cui il corpo di Chiara venne scoperto. Una mano, un contatto. Non insanguinato, sia chiaro, per carità. Non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Nessun residuo ematico, niente CSI Miami. Giusto un alone grigiastro immortalato nelle fotografie di repertorio è diventato oggetto del desiderio di chi cerca una svolta. In gergo tecnico, sudore antico. I RIS la notarono già nel 2007, ma come molte cose all'epoca, la lasciarono lì a impolverarsi. Niente creste digitali, niente identità, un'impronta orfana. Oggi invece, grazie a un software e a una discreta dose di fiducia, si sostiene che possa appartenere proprio ad Andrea Sempio. Sarebbero stati trovati 15 punti sovrapponibili, non 16, non 14, 15. Roba che se fosse una partita a briscola varrebbe almeno la settebello del processo. Ma attenzione, anche qui niente è sicuro. La stessa impronta che avrebbe potuto finire in un incidente probatorio non è mai stata inserita. Così, giusto per rendere tutto più emozionante. E se non fosse nemmeno collegata al giorno del delitto. Qualcuno ha già pronto il flashback. Sempio e Marco che, un pomeriggio di anni prima, scendono in cantina a recuperare giochi da tavolo. E chissà, magari tra una partita a risico e una a Monopoli, Sempio si appoggia al muro, lasciando quell'alone che adesso rischia di diventare la nuova pistola fumante dell'estate. I più romantici potrebbero pensare che si tratti solo di un'impronta vecchia, inoffensiva, come un ricordo sbiadito. I più maliziosi invece sospettano che sia stata lasciata mentre il corpo di Chiara giaceva sulle scale. L'unica certezza è che dopo 18 anni il muro ha più memoria del sistema giudiziario. E per chi ama il vintage, ecco che rispunta la ninidrina, un agente chimico che sembra uscito da una lezione di pozioni di Hogwarts. Serve per far fiorire le impronte invisibili reagendo al sudore, come una sorta di fluorescenza old school. E lì, con un piccolo tocco di magia, la traccia è riaffiorata dalle tenebre dell'archivio. A cercare di rimettere ordine in questo Luna Park probatorio è il generale Luciano Garofano, ex comandante dei RIS e ora consulente della difesa di Andrea Sempio. Parole sue. Abbiamo ritirato le immagini originali dell'impronta, stiamo lavorando alla consulenza. Non è scontato che sia compatibile con Andrea. Traduzione. Calma con le impiccagioni mediatiche, il caso è ancora aperto. Come da 18 anni a questa parte. E mentre aspettiamo l'ennesima svolta, un pensiero va a Chiara. A lei, che di tutto questo spettacolo giudiziario non avrebbe mai voluto essere protagonista. E che forse meriterebbe finalmente più giustizia e meno show. Speriamo che la verità, che è unica, una, vera, e che non può essere un suicidio, non poteva mai essere suicidio la fine di Liliana, io l'ho detto da subito e lo dirò in punto di morte. Liliana non poteva suicidarsi con i programmi che noi solo qualche giorno prima avevamo fatto per il nostro futuro. Ma che cavolo, ma neanche se la vedo non posso credere che lei va a suicidarsi. Potrei solo pensare che qualcuno le punta una pistola sulla schiena. Liliana non si sarebbe mai potuta suicidare, punto. Hanno detto nella prima indagine, nei primi esami, che sui sacchi non c'erano impronte di Liliana e neanche su quelli che aveva sulla testa. E c'era solo l'impronta di un guanto o guantato, quindi è bene che cerchino meglio, perché sicuramente non hanno cercato meglio prima. Ci sono persone che non sono mai state sentite in questi 3 anni.
che giravano intorno a Sebastiano. Perché nessuno è andato a parlare con l'ex moglie? Visto che lui dice che andavano d'amore e d'accordo, e io so per certo che Liliana non parlava con questa signora, perché non sono andati dall'amico della Carnia? Perché non sono andati dall'apicoltore 3 anni fa? Bene, adesso è ora che queste persone vengano sentite. Chi sia il colpevole non lo so. La procura ha scritto determinate cose, vuol dire che qualcosa in mano c'è. Peli? Se è stata cambiata, visto che i vestiti erano puliti, può darsi che ci sia qualche pelo di qualche estraneo, qualche capello di qualche estraneo. Qualcuno che l'ha tornata a rivestire, perché sicuramente è stata lavata, pulita. Se la procura, torno a ripetere, accusa lui, vuol dire che hanno qualcosa in mano. Lui ha sempre remato contro, lui non l'ha mai cercata, lui si è preoccupato di farsi vedere lui, la sua vita, le sue bici, le sue mangiate che fa ancora tuttora. Fa l'ammalato, 5 minuti dopo lo vedi in bicicletta a mangiare e bere. Allora, io dico, se non è lui il colpevole, verrà chi sarà il colpevole. Però lui non ha fatto niente per essere creduto innocente. Non si capacita di queste accuse, perché? Perché non si capacita? Perché voleva il suicidio. La verità non l'ha mai chiesta, non l'ha mai cercata. Lui non ha mai avuto una reazione che si dica da persona affranta. Questo sto dicendo. Lui non è affatto affranto. Lui non sa neanche cosa vuol dire. Umanamente mi anche dispiace. Però se è stato lui è giusto che paghi. Ormai per me Sebastiano non è più niente. È tutto da verificare, però se voi tirate fuori le mie considerazioni, le mie prime uscite, io da subito ho detto che, e sono convinto ancora di quello che ho detto, non può essere stato fatto tutto quel lavoro da una sola persona, neanche se è Mandrake. Portare Liliana in quel posto, una persona da sola, vorrei vederlo. Già 2 sono pochi, per capirci. Liliana non può essere rimasta là 20 giorni perché veniva sfigurata dai cinghiali che pullulavano letteralmente allora in quel posto. Le persone dovevano essere ascoltate da subito, sono passati 3 anni e mezzo. Voglio sperare che la procura finalmente vada in cerca fino in fondo di come, cosa e perché è successo. È un omicidio. Cosa fa uno che da 20 anni lavora sui coltelli? Quando c'è un compleanno di qualche amico, quella cosa gli regali? Gli regali il coltello. Cioè io giro tutti i miei amici, conoscenti, ma in tutta Italia dove sono andato mi sono sempre portato dietro 2 o 3 coltelli. Amici di Varese, amici di tutte le parti, di Verona. Dove sono stato ho sempre portato dei coltelli, ho sempre regalato dei coltelli. Un giorno mi diceva, sai Sebastiano, c'ho questo telefono che non mi va, non è quello che... Allora guarda, ho detto, se vuoi io c'ho uno che non uso più, perché ho preso quello superiore, se vuoi. Ho formattato, era formattato, gli ho detto devi fare un'operazione che praticamente metti questo telefono che ti do io, quello vicino a quell'altro, quello tuo, e fai i passaggi dove trasferisci tutte le tue cose. Ho donato
ha parecchi amici, un telefono di quelli usati naturalmente, di quelli che non uso più. Lui probabilmente sapeva che tanto Liliana non sarebbe tornata, motivo per il quale ha regalato la macchina fotografica, la bicicletta, vari i telefoni eccetera, tutte le cose, i peluche all'amica, la figlia di Arturo eccetera, perché secondo me, e posso dirla, la mia impressione, lui sapeva che Liliana non sarebbe tornata. Non era ancora stato trovato il corpo, Liliana era semplicemente scomparsa. Lui non ha fatto niente di niente per cercare una persona che scompare. C'è certa gente che quando gli scompare il cagnetto o il gatto riempie il rione di fotografie chi l'ha visto. In questo caso lui da fotografo avrebbe dovuto tappezzare San Giovanni con 1000 fotografie di Liliana scomparsa ieri, l'altro ieri, quando era, chi l'ha vista. Se lo vedete datemi una telefonata. Non lo ha fatto, come mai? Secondo me sapeva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.